Piave e siccità, un binomio che rischia di compromettere l'ecosistema del fiume e dei pesci, specie quelli più piccoli, che rischiano l'anossia se non si interviene per tempo. Ma il problema è che a Ferragosto le guardie ittiche della FIPSAS sono volontarie e molti sono in ferie. Il ramo principale del Piave, il lato Macerata, ha ancora una portata relativamente buona, quindi il pesce non è in questo momento in pericolo, mentre il lato Cimadolmo si vedono già delle buche isolate. Qui ci attiveremo già, credo, nel pomeriggio, se riusciamo a trovare qualche volontario, perché il periodo è quello che è e sono tutti via. Lo scorso anno vennero fatti anche dei riversamenti d'acqua dalla montagna, cosa che aiuterebbe però solo il lato Macerata. Un riversamento d'acqua magari anche sì, non interesserebbe il lato Cimadolmo sicuramente, perché comunque il lato Cimadolmo ha una falda più alta, quindi non avrebbe la possibilità di avere comunque acqua. Magari se ci fosse il rilascio di un po' di acqua in più per il lato Macerata eviterebbe un po' di lavori in più. I piccoli pesci vengono colpiti con un elettrostorditore, un piccolo elettroshock che assicura Cappuccio non causano danni agli animali, ma solo uno stordimento necessario per raccoglierli e salvarli, trasportandoli altrove. Sicuramente verrà spostato verso il basso, nella zona di Saletto, Candelù, le zone più in basso dove ci sono delle buche più profonde. Il caldo, quindi, e le scarse piogge restano i principali indiziati del problema. Il problema è che se non c'è un ricircolo d'acqua all'interno della buca che rimane isolata, a parte l'asciugarsi e quindi rimanere completamente senza acqua, ma rischia di andare in anossia e quindi il pesce non ha più ossigeno e muore. Ogni anno in questo periodo dobbiamo attivarci per cercare di salvare quanto più possibile.